Claudia Zunchedu, lei è intervenuta sulla questione per esempio dei lavori di La Maddalena, la cricca, il processo di Perugia per le questioni del G8. Prima parlava di truffa, che ci sarebbe dietro il revamping, questa parola che viene utilizzata per dire che noi andiamo a rimodulare gli interventi negli inceneritori, cioè nel renderli più moderni e più funzionali. Tutte queste truffe legate all'ambiente, ma è proprio sicura che sia così? Ma il revamping si sa bene che significa poi rivisitazione degli impianti obsoleti e poi, caso strano, in diverse situazioni qui in Sardegna si scopre che magari è un ennesimo polo nuovo di zecca per continuare a incenerire in un momento in cui non si dovrebbe incenerire, perché anche con la raccolta differenziata che si sta perfezionando nel tempo l'esigenza si porrebbe sempre meno, per cui c'è anche il rischio che ci sia l'acquisto e l'importazione dei rifiuti da incenerire. Però è un discorso molto ampio questo. Invece sulla questione di La Maddalena, la questione della Maddalena, la manifestazione che avete fatto ieri per chiedere al Presidente Cappellacci certo, perché non è naturale che un Presidente della Regione Autonoma della Sardegna chiuda gli occhi di fronte al fatto che una cricca, voi giornalisti la chiamate così, la cricca del G8 del dottor Bertolaso, si sia impossessato di 100 milioni di euro di fondi FAS tolti alle nostre casse e che siano... A onor del vero il Presidente della Regione ha replicato dicendo che era la maggioranza che lei nella scorsa legislatura sosteneva ad andare d'accordo, molto d'accordo con quei signori. Innanzitutto io non c'ero nella scorsa legislatura e quindi non mi assumo responsabilità che non mi appartengono e in ogni caso è demagogico questo. L'unico problema che io ho posto è che l'attuale Presidente della Regione Autonoma della Sardegna assolva il suo ruolo, si costituisca parte civile.